biondo? Psst. Ancora verdura! A me non piace la verdura, non piace neanche a Nuvola. Facciamo un patto. Io ti racconto la storia di questa verdura e, se ti piacerà, tu mi prometti che proverai ad assaggiarla. Ogni prodotto di qualità nasce da un terreno di qualità. Così ogni giorno faccio qualcosa per rendere migliori i miei terreni e per aumentarne la biodiversità. Papà, che cos'è la biodiversità? Lo sai quante specie di animali e vegetali vivono sulla Terra? Milioni e milioni. Wow! Anche qui ce ne sono così tante? A saper guardare, si trova la vita dove meno te l'aspetti. Dai un'occhiata qui. Senti, parlano! Parlano tante lingue diverse e tutti collaborano a rendere migliori i miei campi. È il percorso della biodiversità che mi permette di controllare i parassiti e le infestanti e di aumentare la fertilità del suolo grazie a queste piccole e utili creature. Anche gli uccellini sono bio quella cosa là? Sì, anche loro. Per questo ho piantato alberi e siepi. Offrono riparo agli uccellini che mangiano i parassiti. Così i miei prodotti crescono sani. Guarda papà, quell'albero ha la barba! Sembra lo zio Gianni! È vero, ma non è una barba. Quelli sono licheni. Anche loro fanno parte della biodiversità e la loro presenza indica che l'aria che respiriamo è pura. Proprio così, i pesci, le rane, i vitischi fanno tutti parte Della biodiversità, lo so! Esatto! E questo significa che anche l'acqua che uso per irrigare le mie colture è pulita. Mamma, oggi ho scoperto quanto è bella la biodiversità! Anche io e Nuvola vogliamo coltivare così! Molto bene, ma prima anche tu dovrai farti certificare Biodiversity Friend. E come si fa? Per certificare la biodiversità di un'azienda agricola è necessario affidarsi all'esperienza dei naturalisti dell'Associazione Mondiale per la Biodiversità, che sono pronti ad aiutarci. Costerà tanto! Io e Nuvola siamo una start-up! Al contrario, inoltre la certificazione Biodiversity Friend aggiunge valore ai nostri prodotti, così anche i consumatori saranno felici. E noi faremo il giro del mondo per vedere la biodiversità in tutti i continenti! Yuhu! E il nostro patto? Quale patto? Non ti ricordi più? Oh. Però, non male questa biodiversità.